Proseguono secondo il cronoprogramma stabilito dal Comune di Agrigento i lavori di consolidamento del muro di Via Lessi, un intervento atteso da anni e giunto alla sua fase finale. Il progetto si inserisce nel contesto delle opere di sicurezza urbana che ha visto l'avvio della realizzazione dei tiranti di ammorsamento del muro al banco calcarenitico, una delle fasi più significative dell'intervento. L'impresa incaricata ha già completato il placcaggio in cemento armato del muro consolidato, dando avvio alla nuova fase di lavori, come si vede dalle foto. L'importo complessivo dell'intervento è di 600.000 euro, interamente finanziato con risorse comunali. Siamo soddisfatti che dopo anni di attesa ci avviamo alla conclusione di un progetto fondamentale per la sicurezza della zona, la sanità dei residenti di Via Lessi, dichiara l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. Lo siamo ancora di più considerando che l'intervento di consolidamento di Via Lessi si inserisce in più ampio programma di riqualificazione e consolidamento urbano avviato dall'amministrazione comunale, che intende anche lavori già inclusi su altre importanti aree della città, tra cui il consolidamento di via Favignana, il muro di via San Vito, i lavori della protezione civile al villaggio Mosè, i lavori di fase di completamento del versante nord-ovest delle palazzine denominate Crea. Continueremo a monitorare costantemente l'andamento di questi lavori, assicurandoci che vengano completati con precisione nel rispetto delle tempistiche stabilite, ha affermato l'assessore al ramo Gerlando Principato.